contagi a scuola, Zaia sul DPCM che per ora salva il Veneto dalle chiusure. Avrei preferito uno stop prudenziale nazionale, annuncia l'avvio di un monitoraggio comune per comune. Obiettivo individuare le zone più a rischio per chiusure mirate. Nel frattempo contagi e ricoveri in crescita continuano a preoccupare. L'indice RT del Veneto si avvicina pericolosamente alla fascia arancione che potrebbe scattare da lunedì. Autonomia e audizione del neo ministro Gelmini alla Commissione Affari Regionali, ma Zaia non si fa illusioni, se ne riparlerà a emergenza sanitaria finita. Informazione locale: a rischio per il passaggio delle frequenze al 5G, la CGIL scrive alla Regione, in Veneto in alcune zone come Sinistra, Piave e Polesine le TV locali rischiano di non essere più visibili. Odissea Mose, l'allarme dell'Associazione Costruttori di Venezia, mancano i soldi da Roma, lavori fermi, impossibile finire l'opera quest'anno, se ne riparla a fine 2022. Omicidio-suicidio di Castello di Godego, domani pomeriggio lutto cittadino in paese per l'addio al 43enne e al figlioletto di 2 anni e mezzo. Violento incendio nella notte in un'agenzia funebre di Cologna Veneta, squadre dei vigili del fuoco in azione per ore, distrutte 50 bare, 4 furgoni e altro materiale, tetto collassato. Sposi da 64 anni si ammalano di Covid, per aiutarli nella degenza in ospedale i medici di Montagnana li mettono in una stanza matrimoniale. L'amore commovente di Lea e Angelo. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'andamento dell'epidemia nel nostro territorio. Sono 1277 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Veneto e 18 le persone che hanno perso la vita. Crescono anche i ricoveri ospedalieri, 1201 le persone ricoverate in area non critica e 144 quelle in terapia intensiva. E dunque allarme in Veneto per la crescita dei contagi che portano sempre più la regione verso la zona arancione. Proprio sui contagi a scuola il presidente Zaia annuncia l'avvio di un monitoraggio a livello comunale per individuare le zone più a rischio dove procedere con la chiusura delle scuole. Abbiamo dei parametri che ci fanno pensare che siamo ovviamente a rischio del passaggio in arancione da venerdì. Aumentano contagi e ricoveri e l'indice RT del Veneto si avvicina pericolosamente ad 1. La zona arancione è dietro l'angolo e potrebbe arrivare con la riclassificazione di venerdì, entrando in vigore lunedì prossimo. Il presidente Zaia è preoccupato. Negli ultimi giorni negli ospedali del Veneto entrano pazienti con più rapidità e ad altrettanto velocemente i più gravi passano alla terapia intensiva. Del resto il Veneto è circondato da situazioni in rapido peggioramento. Per questo Zaia avrebbe preferito con il nuovo DPCM un intervento più drastico sulle scuole. Io avrei pensato a un fermo prudenziale, dopodiché è stata fatta questa scelta che toglie discrezionalità. Attenzione! Il governo infatti ha scelto di chiudere tutte le scuole in zona rossa e in gialla o arancione ha delegato alle regioni la possibilità di sospendere le lezioni in presenza nelle zone nelle quali vi siano 250 contagi ogni 100.000 abitanti. Il Veneto ora è partito con un monitoraggio capillare dei positivi per intervenire chirurgicamente con le eventuali chiusure. Abbiamo avviato tutto un monitoraggio dell'incidenza calato anche a livello comunale. Uno può dire, ma vabbè, com'è che si fa? Se 2,50 sta a 100.000 abitanti, sarà pur vero che X sta a 10.000 abitanti, a 5.000 o quello che sarà. Questa è una proporzione, no? Perché capite che 2,50 su 100.000 abitanti vuol dire che a casa mia vuol dire che una città che ha 10.000 abitanti ha più di 25 contagiati è già fuori con l'incidenza. Sulla campagna vaccinale Zaia ritorna sul problema di fondo che non è quello della somministrazione quanto la carenza di vaccini. Spero tanto che il presidente Draghi prenda in mano velocemente e ferocemente la partita dei vaccini, perché se aspettiamo l'Europa moriamo tutti senza vaccino. Nel senso che non è che moriamo perché non siamo vaccinati, diventiamo vecchi. E il nuovo DPCM ha suscitato polemiche anche per quanto riguarda la possibilità di vendita per asporto di bevande per enoteche e vinerie, non per i bar. Il prefetto di Treviso chiarisce e ammonisce, ribadendo la necessità di correlare alle misure restrittive comportamenti corretti da parte di tutti.
Qualunque misura crea sconforto, cioè crea diciamo così, opposte reazioni. Prima ancora di finire di leggere il testo del DPCM c'erano già le prime, diciamo così, recriminazioni, osservazioni. Un DPCM che anche questa volta nella bilancia tra salute pubblica e necessità di far ripartire l'economia sceglie la salute. La stretta nelle misure è stata confermata a partire dal coprifuoco fino alla chiusura di bar e locali alle 18. Confermato anche l'asporto per i ristoranti fino alle 22, esteso anche alle enoteche. Misure che anche per il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, sono necessarie alla luce dei dati e della vicinanza del Veneto con regioni ora già in rosso o in arancione scuro. Importanti sì, ma che necessitano, ammonisce il prefetto, del contributo di tutti per non vanificarne gli effetti. Anche in qualche situazione l'ultimo fine settimana, quando c'era il preannuncio un po' delle chiusure, tutti l'hanno vissuta come se fosse l'ultimo giorno di carnevale, invece ecco, anziché capire che esagerando si andava ad acuire il problema. La permanenza del Veneto in area gialla è in discussione, lo conferma il prefetto. Ci sono dati allarmanti nell'Asolano, dove, se il trend di crescita fosse confermato, potrebbe essere applicato il parametro per richiedere la chiusura delle scuole. D'accordo con il DPCM anche il presidente di ANCI Veneto e sindaco di Treviso Mario Conte, che smentisce il parziale via libera alla movida di questo nuovo DPCM. Con una specifica del Ministero è chiarito che in realtà la regola della chiusura alle 18 rimane come quella che abbiamo vissuto in questi giorni, a differenza delle enoteche che potranno fare asporto anche dopo le 18, quindi una piccola estensione, ma non si manifesterà il problema del consumo di alcolici da parte di giovani, soprattutto nelle fasce pomeridiane. Quindi è rientrato questo allarme. E preoccupati e delusi dal nuovo DPCM le reazioni di baristi e ristoratori padovani. Come previsto rimangono le restrizioni, preoccupa l'incremento dei contagi e la terza ondata del virus. Il nuovo DPCM, il primo del governo Draghi, mantiene le chiusure per le aree rosse ed arancioni, i divieti nelle zone gialle e non accoglie le richieste di gestori di bar e ristoranti di poter aprire anche in orario serale. La motivata istanza della FIPE e di altre federazioni chiedeva appunto che almeno in area gialla i ristoranti potessero rimanere aperti fino alle ore 22, questo per spalmare i clienti in più ore durante l'arco della giornata e in più giorni della settimana. Delusi non solo i gestori di bar e pasticcerie, ma anche i ristoratori come quelli dei Colli Ugani, costretti a ridurre non solo gli orari ma anche i coperti. È difficile anche ovviamente. Come tutti abbiamo dovuto ridurre quelli che sono i posti dentro il nostro locale e quindi la percentuale di affluenza ovviamente è minore. Le associazioni di categoria puntano il dito su uno dei pochi aspetti che è cambiato nel DPCM, ovvero l'asporto di bevande anche alcolici, che dal 6 marzo sarà consentito fino alle 22 se acquistato in enoteche o negozi al dettaglio, mentre i bar e pasticcerie devono chiudere tassativamente alle 18. Per noi è una disparità di trattamento perché sulla stessa piazza, sulla stessa strada avremo un bar che alle 18 sarà costretto a chiudere e magari un'attività commerciale, un piccolo supermercato, un negozio di bevande potrà continuare a tempo indeterminato a vendere le bottiglie. Cosa faranno i clienti? Usciranno dal bar, entreranno in queste attività commerciali, si prenderanno la birra, il vino senza nessun genere di controllo, usciranno da queste attività, si apriranno le bottiglie e cominceranno a berle nelle piazze, nelle strade, nei portici. E maggiori aperture, specie per i ristoranti la sera e le palestre, se le aspettavano anche i vicentini. Vediamo. Mi aspettavo sicuramente che ci fossero più aperture e che diciamo, tutto ritornasse un po' alla normalità, quindi che comunque i negozianti e anche le persone soprattutto avessero modo di riprendere un po' la loro vita quotidiana. Aspettavi un'apertura serale di bar e ristoranti, insomma? Esatto, magari contingentata, però l'avrei fatta. Le palestre e piscine dovrebbero aprire, soprattutto le palestre, anche perché sono le più sicure, i posti più sicuri dove possiamo andare in questo momento, anche perché la gente ha bisogno di sfogarsi. La salute, tra virgolette, mentale dei ragazzi, perché comunque sia tutto il fatto di stare chiusi in casa a lavorare, non avere più lo sfogo neanche della palestra, parlo dei ragazzini che adesso affrontano la DAD, insomma è maggiormente è dura. A lei cosa mancava di più, questa apertura dei teatri? L'apertura dei teatri sì, anche appunto per permettermi di farlo, ma poi le palestre, anche i ristoranti la sera,
fai aprire con maggiori limitazioni ma permette alle persone di lavorare. La variante inglese mi aspettavo assolutamente quello che è successo, cioè anche una stretta io pensavo, anche a dire la verità. Quindi ben venga la stretta anche sulle scuole? A questo punto anche sì, pare che molti contagi arrivano proprio da là. Io ho anche mia moglie che è insegnante, per cui sì, secondo me sì. E non dovrebbe pesare niente, perché fino a 30-40 anni fa non c'era niente di aperto dopo le 6. Sabato e domenica non c'era niente di aperto, quindi non cambia nulla. Dobbiamo solamente prenderla con filosofia. Tra i programmi della neoministra agli affari regionali Gelmini, l'autonomia differenziata, lo ha affermato lei stessa di fronte alla commissione parlamentare, ma il governatore Zaia non si fa illusioni, se ne riparlerà a emergenza sanitaria finita, ha detto. Fondere le autonomie dentro però una legge quadro nazionale, visto che il ministro Boccia ha fatto fatica a divenire ad un grado di condivisione buono, ripartiamo da lì. In audizione di fronte alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, la neoministra Maria Stella Gelmini è tornata sul tema dell'autonomia differenziata, esprimendo l'intenzione di utilizzare il poco tempo fino a fine legislatura per accelerare. Ma il tema è divisivo, Gelmini lo sa, la base di partenza però già c'è, dice, la legge quadro a firma del suo predecessore Francisco Boccia. Queste istanze che sono legittime e devono essere assecondate, l'esperienza ci dice che non si risolvono se aprono nuovi conflitti, se danno la sensazione anche solo a livello teorico che più autonomia al Veneto, alla Lombardia o all'Emilia significa una disgregazione nazionale. Quindi noi dobbiamo avere la capacità di fondere dentro un progetto unitario nazionale delle istanze territoriali che inevitabilmente sono diversificate per territori e per regioni. La pandemia e l'emergenza di questi ultimi mesi hanno rallentato il processo verso l'autonomia come altre riforme. I governatori, messi di fronte a scelte che spesso e volentieri avrebbero comportato un salto nel vuoto, senza garanzie da parte dello Stato, hanno addirittura chiesto di vedersi ridurre i poteri. Siamo al paradosso che non solo la capacità di decidere è conculcata, ma laddove decidi rischi responsabilità penali e quindi per paura di responsabilità penali amministratori ma anche dirigenti e funzionari non decidono e quindi tutto si ferma e noi siamo dentro questo cortocircuito. In tema di autonomia il presidente del Veneto Zaia non si fa illusioni che sia questo governo a condurla in porto. Il ministro Gelmini, se c'è una garanzia che viene da un territorio che chiede l'autonomia, quindi non è avulsa dai contesti autonomisti. Io non so se questo governo, che è un governo diciamo che cioè, vedremo quanto durerà. È inutile che continuiamo a far credere ai cittadini che durante il Covid si possano fare la trattativa per l'autonomia, perché non è così. L'autonomia è una grande riforma istituzionale che deve essere affrontata in un momento in cui c'è un campo libero, sgombro. Informazione televisiva locale a rischio per il passaggio delle frequenze al 5G. La CGIL scrive ai presidenti di regione, Consiglio regionale, al Corecom, un problema che investe tutte le emittenti d'Italia, ma in Veneto c'è un problema in più, visto che in alcune zone come la Sinistra Piave Trevigiana e il Polesine le TV locali rischiano di non essere più visibili. Allarme nelle TV locali per la nuova rivoluzione nelle frequenze che in Veneto dovrebbe arrivare a settembre. La legge di bilancio del 2018 stabilisce la vendita all'asta delle frequenze per la diffusione della tecnologia 5G, che ha fruttato 6 miliardi e mezzo nelle casse dello Stato. Ciò comporta la necessità di liberare quelle frequenze e trasferire il sistema radio-televisivo nazionale e locale su quelle rimaste a disposizione, cosa che rischia di mettere in crisi il sistema dell'emittenza locale. Ad esprimere preoccupazione il sindacato dei lavoratori della comunicazione. Noi abbiamo segnalato che l'informazione locale, le televisioni locali sono importantissime sul nostro territorio, in Veneto in particolar modo, e che questa grande trasformazione tecnologica che ci aspetta a settembre deve essere preparata per tempo. Dobbiamo essere certi che le televisioni come Antena 3 e tutte le altre televisioni del Veneto siano nelle condizioni di poter trasmettere, di poter passare.
Ancora non si conoscono canoni di servizio né se da subito verrà utilizzata una nuova tecnologia che di fatto rende impossibile utilizzare le televisioni antecedenti al 2017, scelta che penalizzerebbe ulteriormente le emittenti locali e i ceti meno abbienti della popolazione, per i quali il sindacato chiede sostegni adeguati. Altrimenti rischiamo che le grandi televisioni nazionali occupano tutto lo spazio e le televisioni locali rischiano di non essere visibili. Uno dei casi gravi per quanto riguarda la provincia di Treviso è che ad esempio pare che tutta la zona, diciamo così, della sinistra Piave rischierebbe di non essere visibile molte televisioni regionali. Insomma, siccome Zaia è della sinistra Piave, ho scritto una lettera al Presidente perché prenda in considerazione la richiesta di andare al Ministero e porre con forza la necessità che l'informazione locale veneta sia salvaguardata da questa trasformazione tecnologica. I cantieri sono fermi perché mancano i soldi. Il Mose non sarà pronto per la fine del 2021. La denuncia del presidente dei costruttori Giovanni Salmistrari. Era previsto che terminasse al 31 dicembre di quest'anno, è di tutta evidenza che ciò non è possibile. Senza giri di parole, il presidente dei costruttori di Venezia afferma che il Mose non sarà pronto entro la fine di quest'anno, come era invece stato annunciato. I cantieri sono fermi e questo perché, come Salmistrari denuncia ormai da troppo tempo, non arrivano i soldi. Mancano i soldi, ma mancano anche le decisioni, cioè mi sembra che questa, come ho detto, le sovrapposizioni delle varie figure, con tutto che non voglio fare assolutamente nessuna accusa a nessun attore preposto all'opera, credo che ci sia un po' di, passatemi il termine, di confusione, cioè ci vorrebbe decisione, ci vorrebbe voglia di finire e voglia appunto di mandare quei famosi soldi che sono a Roma fermi, non si sa bene in che cassetto. Io credo che siano le modalità con cui vengono fatte le cose in questo paese, che il Mose non è l'unico esempio di opera pubblica che va a rilento e che ci impiega anni e anni per fare una cosa già decisa e già definita. Ci sono 530 milioni che sono risparmi su vecchi contratti di mutuo che sono lì a Roma, che li mandassero su e la smettessero di far aspettare le imprese che hanno lavorato e dando la possibilità ad altre di continuare l'opera. Questo messaggio è rivolto soprattutto al nuovo governo, perché di questo passo il Mose non sarà completato nei tempi previsti, nemmeno se i soldi arrivassero domani. Credo che ormai sia troppo tardi, sarebbe inutile dire che si riesce a sviluppare la massa di lavori ancora mancanti nei tempi entro il 31 dicembre del 2021. Sicuramente però si potrebbe dare una grande spinta a quest'opera. Ricordiamoci che l'opera Mose non è solamente le barriere mobili, certo, c'è il piano dell'Arsenale, il piano Europa, tutte le opere che sono correlate alla salvaguardia della laguna di Venezia, come previsto peraltro dalla legge. Omicidio e suicidio di Castello di Godego, domani pomeriggio lutto cittadino in paese per l'addio al 43enne e al figlioletto di 2 anni e mezzo, protagonisti della terribile vicenda. 300 posti potranno essere occupati nella chiesa parrocchiale. Altoparlanti saranno posizionati all'esterno per accogliere altre persone. Volontari di protezione civile distribuiranno gel e mascherine. Il comune di Castello di Godego si fermerà domani, giorno di lutto cittadino, per dare l'ultimo saluto alle 15:30 a Egidio Battaglia e al piccolo Massimiliano. 2 bare, 2 loculi in cimitero, ma un'unica celebrazione, perché papà e figlio compiano mano nella mano insieme l'ultimo viaggio. Ci sarà la possibilità di partecipare, noi da fuori attraverso la protezione civile e la polizia locale cercheremo di organizzare un po' il tutto. La gente piange, no? È stato un fatto che ha fatto piangere il cuore di tutta la popolazione. C'è stata parecchia partecipazione anche lunedì scorso, che c'è stato un rosario celebrato nel quartiere dove viveva Egidio Bobato, o comunque la sua famiglia, dove tantissima gente ha partecipato in maniera molto silenziosa e in maniera molto rispettosa.
Una cerimonia che si preannuncia toccante. A raggiungere il papà di Egidio, il nonno, ex parà, proprio come il figlio, sarà una rappresentanza dei paracadutisti del corpo di Bassano del Grappa che farà il saluto militare. La famiglia di Egidio in questi giorni si è stretta attorno ad Adriana, la donna che ha perso un marito e un figlio. È a lei che la comunità intera domani con la sua presenza darà un segno tangibile di affetto e vicinanza. La donna è stata accolta nella casa dei suoceri, la sua casa, dove l'omicidio-suicidio si è consumato. Sabato 20 febbraio era stata posta sotto sequestro. I vigili del fuoco sono stati impegnati a Cologna Veneta, nel Veronese, per l'incendio divampato all'interno di un'azienda di onoranze funebri. Le squadre arrivate da Verona, Legnago, Caldiero e Lonigo con 3 autopompe, 2 autobotti e un'autoscala e 22 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento della struttura intaccata dalle fiamme adibita a magazzino. Sono andate distrutte dalle fiamme 50 casse funebri, 4 furgoni, 2 frigoriferi e altro materiale depositato all'interno. Collassato il tetto dell'edificio, le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso e bonifica dell'area interessata dall'incendio sono continuate per tutta la notte. Un altro incendio nella notte a Campodarsego. Le fiamme hanno danneggiato lo stabilimento del presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro. Le fiamme hanno invaso il reparto di verniciatura. L'intervento massiccio di vigili del fuoco e carabinieri ha impedito che si propagassero ad altri impianti dello stabilimento. Un incendio nella notte ha coinvolto la Carraro Drive Tech di Campodarsego, sede di uno dei più importanti impianti italiani per la produzione di macchinari destinati all'agricoltura, di proprietà del presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro. L'allarme è stato dato intorno alle 2 di notte dal portiere dello stabilimento produttivo, che aveva ricevuto il segnale dell'avviso di incendio. Fortunatamente all'interno non c'erano dipendenti, perché il reparto chiude alle 20 e riapre alle 8 del mattino. Le operazioni di spegnimento sono durate fino alle 4. Al momento sembrano esclusi danni ambientali, considerato che il luogo in cui sono custodite le vernici e dissolventi non è stato interessato dalle fiamme. I danni al momento sono in via di quantificazione, ma lo stabile resta agibile. I carabinieri intervenuti sul posto escludono la matrice dolosa. In via Prudenziale oggi la produzione è ferma, ma domani l'impianto è in grado di ripartire, ci ha confermato al telefono il titolare e presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro. Sposi da 64 anni si ammalano di Covid. Per aiutarli durante la degenza in ospedale, i medici di Montagnana li mettono in una stanza matrimoniale. L'amore commovente di Lea e Angelo. Un bacio appassionato e tenero da fare invidia a quelli che si scambiano gli adolescenti alle prese con i primi amori. L'amore di Lea e Angelo, coppia di 86 anni di Monselice, dura da 64 anni. Una vita insieme e insieme hanno combattuto contro il Covid. Lo hanno fatto in una stanza speciale, formato matrimoniale dell'ospedale di comunità di Montagnana, dove sono stati ricoverati lo scorso 19 febbraio. Il virus li ha colpiti entrambi, prima le cure a domicilio, poi le condizioni che peggiorano ed è necessario il ricovero, insieme, senza dividerli, perché la cura non è solo terapia medica, ma anche carezze e compagnia della persona con cui si è condivisa una vita intera. Non piangere! Lo sai che sei diventata negativa? Adesso aspettiamo lui. Lea si commuove di gioia intravedendo la fine di questa malattia. In queste settimane di degenza la coppia è stata coccolata dai medici e dagli infermieri, che hanno regalato loro un pupazzetto con scritto Lovebot. Il personale sanitario è già stato vaccinato e per questo dedica molto tempo al dialogo con i pazienti ricoverati, un aspetto essenziale nella cura, spiegano i vertici dell'USL. E siete sempre andati d'accordo? Insomma, dai, sì o no? siamo arrivati qua. Siamo arrivati qua. Siamo arrivati qua. Come Lea e Angelo sono altre 5 le coppie ricoverate nella stessa stanza all'ospedale di Montagnana. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione. In chiusura ci salutiamo come sempre dando un'occhiata alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci e buon proseguimento con Antenna 3. Benvenuti al meteo. Pressione lievemente in calo dall'Artico, un fronte freddo si avvicina all'Italia determinando un graduale peggioramento del tempo. Tuttavia giovedì 4 marzo sarà ancora buono. Vediamo la situazione nel dettaglio.
Sul Veneto sarà in prevalenza asciutto, qualche foschia sulle pianure al mattino, ma in rapido dissolvimento. Ampio soleggiamento, qualche annuvolamento ci sarà, ma nulla di che. In definitiva ci attende una giornata del tutto stabile. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime invece sui 10-15 gradi all'incirca. Stessa situazione poi se ci spostiamo sul Friuli Venezia Giulia, dove prevale il sole ma non si escludono degli addensamenti, specie sulle zone di pianura. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, valori massimi invece fino a 11-12 gradi. E ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui bel tempo, qualche nube a carattere sparso ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno allo 0, massime invece sui 17 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.